La ministra Lorenzin non molla, non pare affatto disposta a chiudere il capitolo commissariamento. In una intervista che vi proponiamo emerge chiara la volontà di proseguire con scura. Intanto Vandaferro attacca, via i manager incapaci, mentre Oliverio giudica positivo il lavoro fin qui svolto dal suo governo. La DIA di Reggio Calabria ha posto i sigilli a 12 società, conti bancari e un traghetto in servizio nello stretto di Messina per un valore di 10 milioni di euro nella disponibilità di Amadeo Matacena, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa e latitante a Dubai. La Guardia di Finanza ha posto i sigilli a 2 imprese di proprietà di Sposato e Surace, entrambi finiti in manette nell'operazione Terra Amara. Dalle carte e ai decreti che hanno portato allo scioglimento dei comuni di Lamezia e Cassano allo Ionio emergono fatti e circostanze ritenute dal Ministero determinanti ai fini della decisione assunta. Ricercato da 6 anni, Gioacchino Bonarrigo è stato arrestato ad Amsterdam ed estradato in Italia. Oggi l'arrivo all'aeroporto di Fiumicino deve scontare 2 anni di pena per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Lettera di minaccia indirizzata a 3 consiglieri del comune di Siderno. La missiva contiene pesanti avvertimenti. La lettera è stata consegnata ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Dopo i lavori di riprogettazione è stata restituita ai cittadini di Cosenza Piazza Riforma, lo slargo che fa da cerniera tra il centro storico e la zona nuova della città. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin spiega le ragioni del commissariamento in Calabria. Dopo 5 anni, dice in un confronto pubblico, sono state costruite delle reti e assunte 2000 unità, ma la Regione ha ancora necessità della amministrazione straordinaria. Sentiamo. Non ci sono i presupposti perché la Calabria esca dal commissariamento, lo ripete come un mantra il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Lo ha fatto anche in occasione di un incontro pubblico ripreso con uno smartphone da un nostro telespettatore. Il Ministro ha anche spiegato che è stato necessario commissariare la sanità calabrese perché nella nostra regione non c'era nulla di organizzato. 5 anni fa la regione non aveva un piano regionale sanitario, non aveva una rete ospedaliera. Non aveva una rete dell'urgenza, non aveva una rete neonatale, non aveva gli stroke unit, non aveva una rete della telemedicina, non aveva assolutamente nulla di organizzato come accade in una qualsiasi regione italiana o del nord Europa. Il Ministro parla anche del metodo assunzioni. Un altro problema, lo dico chiaramente, della Calabria è stata nel passato il fatto che le strutture ospedaliere non erano fatte per i calabresi, ma per metterci a lavorare gente anche incapace e poi mandare i pazienti fuori. Quali sono stati i risultati incassati dal commissario? E lo stesso Ministro ad evidenziare ciò che è stato fatto. Si è realizzato, ad esempio, realizzando le reti, tu hai potuto fare che cosa? Sbloccare il turnover e assumere 2000 persone in Calabria negli ultimi 2 anni, non una, 2000, secondo i fabbisogni definiti dalla regione Calabria. Poi sono stati fatte, per esempio Reggio Calabria aperto, è stata messa una nuova aperta, io li ho girati gli ospedali calabresi, lo so in che condizioni sono, ho visto quelli che sono migliorati e quelli che non sono migliorati per niente. Di certo i miglioramenti negli ospedali a sentire gli operatori sanitari non sono stati percepiti e la stessa Lorenzin a precisare che negli ultimi mesi qualcosa è andato storto. Negli ultimi 6 mesi c'è stato un peggioramento. Molti vorrebbero chiudere l'esperienza del commissariamento e Mario Oliverio trova una sponda anche in Vandaferro, però l'esponente di Fratelli d'Italia dice ci sono delle condizioni da rispettare. Sentiamo. Nel corso dell'ultimo Consiglio regionale ha dato la disponibilità a collaborare ad una battaglia comune per chiedere al governo la fine della dolorosa stagione di commissariamento. Un'apertura, quella di Vandaferro, che ha però 2 condizioni. La prima condizione ovviamente è quella di capire e di conoscere il progetto che il Presidente, il Governatore Oliverio ha sulla sanità calabrese, un progetto che deve essere ovviamente a 360 gradi, che va ovviamente dalla parte dello sblocco del turnover piuttosto che ovviamente a tutte le esigenze dei territori e degli ospedali che stanno vivendo in grosse sofferenze, a partire ovviamente da Locri, Catanzaro, piuttosto che altre situazioni come i Riuniti. Insomma, conosciamo i problemi un po' di tutto il territorio rispetto alle problematiche sanità, per poi passare ovviamente a non additare soltanto a scura in qualche modo delle responsabilità, ma di assumere le responsabilità che sono della Regione, cioè nel rimuovere, anche perché è previsto dal regolamento, i direttori generali che non hanno ottemperato a presentare i bilanci, e che questo insomma ha fatto sì anche che la ministra Lorenzin
in qualche modo sottolineasse un'incapacità da parte dei manager non soltanto nel risparmio, perché abbiamo delle realtà come Crotone dove il debito è arrivato a 25 milioni di euro e rappresenta un quarto del debito della sanità calabrese, ma soprattutto anche a tutti quei manager che probabilmente nominati in prima istanza commissari, dove ovviamente essendo a tempo non avevano dei raggiungimenti obiettivi, poi sono stati trasformati in direttori generali, non hanno comunque raggiunto gli obiettivi prefissati e previsti, e credo che da questo bisogna partire con chiarezza, con linearità, perché altrimenti significherebbe in qualche modo ricadere dalla padella alla brace. I manager, secondo l'esponente Fratelli d'Italia, nominati dalla regione, che non hanno raggiunto i risultati, dovrebbero essere già a casa, in una regione che si dibatte tra criticità e eccellenze da valorizzare. Ci sono problemi che riguardano la cardiochirurgia, dove il Ministero non guarda i dati di emigrazione sanitaria rispetto a strutture di eccellenza che abbiamo, alla problematica delle RSA, a tutto quello che riguarda la medicina e quindi la sanità territoriale, e soprattutto secondo me a un cambio di passo dove la politica deve in qualche modo assumersi, per carità, le responsabilità delle scelte, ma devono essere scelte funzionali ai nostri cittadini. Dunque Vandaferro chiama in causa Mario Oliverio, che nel frattempo traccia un bilancio, o meglio anticipa qualche dato in attesa di una conferenza stampa che annuncia, in cui parlerà di quanto è stato fatto nel 2017. Sentiamo. Abbiamo messo la Calabria sul binario giusto. Mario Oliverio si rivolge ai giornalisti e, parlando delle attività svolte nel 2017, fa il punto sulla situazione, ribadendo e attualizzando i concetti espressi nei mesi scorsi e annunciando un'iniziativa che si terrà nei primi giorni del 2018 per tracciare un bilancio definitivo. Ancora in questi giorni ci sono cose in cantiere, ha aggiunto, tanto è vero che domani parteciperò alla riunione del CIPE che riguarda anche 2 punti significativi per la Calabria. Tuttavia, ha proseguito, posso dire che è stato un anno di lavoro, un anno che ha avviato un cambio di trend per la Calabria. Naturalmente gli enormi ritardi accumulati nel corso di decenni non si recuperano con la bacchetta magica o con un semplice atto amministrativo, ma la cosa importante è avere messo la Calabria su un binario giusto e avere già i primi segni di un'inversione di tendenza, come affermano istituti autorevolissimi come Banca d'Italia e Svimez. Certo, ha spiegato Oliverio, restano condizioni gravi che permangono, come la disoccupazione e la sofferenza sociale, ma bisogna crederci, lavorare e avere fiducia, e noi stiamo dando l'accelerazione necessaria, ha concluso, per recuperare un'altra prospettiva per la Calabria. Torniamo a occuparci di Amedeo Matacena, l'armatore, perché oggi la DIA di Reggio Calabria ha sequestrato beni per 10 milioni di euro all'ex parlamentare latitante a Dubai, società, immobili e persino un traghetto. Anna Franchino. Eccola la motonave di oltre 8.000 tonnellate di stazza utilizzata per attività di traghettamento veicoli e passeggeri nello Stretto di Messina, confiscata dalla Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria all'armatore ed ex parlamentare di Forza Italia Amedeo Matacena, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa ed attualmente latitante a Dubai. La confisca emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Reggio ha riguardato inoltre 12 società in Italia e all'estero per l'intero capitale sociale o in quota parte, di cui 4 con sede nel territorio nazionale, Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Roma, e 8 all'estero, alle Isole Nevis, Portogallo, Panama, Liberia e Florida, nonché di disponibilità finanziarie collocate in conti esteri. Le società sono attive prevalentemente nel settore armatoriale, immobiliare e di edilizia. Oggetto di sequestro e confisca sono anche 25 immobili aziendali. Il valore complessivo del patrimonio oggetto del provvedimento odierno supera i 10 milioni di euro. Matacena, lo ricordiamo, è stato riconosciuto nel 2014 dalla Corte di Cassazione quale uomo politico di riferimento delle cosche reggine, a salvaguardia dei loro interessi. Successivamente è rimasto coinvolto nelle indagini svolte dalla DIA di Reggio, che hanno portato all'emissione di diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere, oltre che nei suoi riguardi anche a carico di sua moglie Chiara Rizzo per intestazione fittizia di beni e dell'ex ministro dell'Interno Claudio Scajola per averlo aiutato a sottrarsi alla cattura. Nel giugno 2017 la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, su proposta della Procura distrettuale, aveva confermato la pericolosità sociale di Matacena, disponendo nei suoi confronti il sequestro di alcune disponibilità finanziarie e di un immobile all'estero.
Con il nuovo provvedimento, la Corte d'Assise d'Appello ha evidenziato che la maggior parte dei beni che costituiscono il patrimonio di Matacena sono frutto di attività illecite e di reimpiego dei loro proventi e ha ravvisato un'oggettiva quanto marcata sproporzione fra gli investimenti effettuati e i redditi dichiarati. Le aziende sequestrate proseguiranno la loro attività con amministratori giudiziari designati dalla locale autorità giudiziaria. La Guardia di Finanza ha posto i sigilli a 2 imprese di proprietà di soggetti finiti in manette nell'operazione Terramara. Vediamo. Ancora un appendice all'operazione Terramara Closed avvenuta a Taurinova. A finire in manette la scorsa settimana erano stati in 47. Ora i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio, hanno sequestrato compendi aziendali di 2 società commerciali ubicate nella cittadina della Piana, riconducibili alla famiglia Sposato. Il sequestro ha un valore complessivo di oltre 10 milioni di euro ed è stato emesso nei confronti di Carmelo Sposato e Giovanni Vincenzo Surace, in questo momento entrambi in galera insieme ai restanti 45, tutti ritenuti responsabili a vario titolo dei delitti di associazione di tipo mafioso, estorsione, danneggiamento, trasferimento fraudolento di valori, procurata in osservanza di pena e porto illegale di armi con l'aggravante della finalità mafiosa. In tale contesto il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza, per i particolari profili legati agli accertamenti economico-patrimoniali, unitamente alla squadra mobile della Questura e al reparto operativo dell'Arma dei Carabinieri con sede a Reggio Calabria, in costante coordinamento tra loro e sotto la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, avevano svolto articolate e complementari e convergenti attività investigative finalizzate ad individuare i vertici e il patrimonio illecitamente accumulato dell'articolazione territoriale della cosca di 'ndrangheta Zagari Fazzalari Viola, attivi nel mandamento tirrenico della provincia reggina e prevalentemente operante nel comune di Taurianova e nelle zone limitrofe. Il provvedimento segue l'ulteriore sequestro patrimoniale per complessivi 25 milioni di euro tra aziende e quote societarie di 21 società commerciali, unità immobiliari, terreni, beni mobili e rapporti finanziari, eseguito nei giorni scorsi. Oggetto del nuovo provvedimento di sequestro preventivo d'urgenza sono le società Edil Gronda e Caspo Edilizia Immobiliare, operanti nel settore dell'edilizia, risultante essere riconducibili, sebbene formalmente amministrate da terzi, ai citati indagati. Rese note le motivazioni che hanno portato il Consiglio dei Ministri a decidere di porre fine anticipatamente alle esperienze amministrative di Lamezia Terme e Cassano Ionio. Sentiamo. Le relazioni pericolose coltivate dalle amministrazioni comunali di Lamezia Terme e Cassano allo Ionio sarebbero state la causa dello scioglimento dei consigli comunali decisi dal Consiglio dei Ministri. Per quanto concerne la città ionica, in cui l'ex sindaco Gianni Papasso ha deciso di inoltrare ricorso, gli organi ispettivi, secondo quanto emergerebbe dalla relazione ministeriale, avrebbero verificato rapporti tra gli amministratori e le consorterie criminali, evidenziando come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente o indirettamente ad ambienti criminali. Diversi esponenti dell'apparato politico e burocratico dell'ente avrebbero avuto inoltre relazioni di parentela con persone considerate interne ai sodalizi criminali egemoni sul territorio. Per quanto concerne gli affidamenti di lavori e servizi, riscontrate anomalie nelle procedure che si sarebbero concluse a favore di società i cui titolari sono risultati vicini ad ambienti criminali. Alla Lamezia Terme le frequentazioni, sempre secondo quanto emergerebbe dai documenti, avrebbero riguardato 11 consiglieri comunali. Anche qui frequentazioni con esponenti della criminalità organizzata, contatti che sarebbero poi trasformati il lavoro in affari per le cosche lametine. Non sarebbero esenti alcuni assessori municipali della giunta. Va ricordato anche che l'ex sindaco di Lamezia Terme Mascaro ha annunciato ricorso. Intanto l'ex candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle, Giuseppe D'Ippolito, in una nota rivendica la completa estraneità del movimento, la cui unica attenzione riservata dalla relazione prefettizia è stata la sollecitazione al sindaco affinché querelasse il suo rappresentante in Sacal per una vicenda dai lati oscuri. Resta il sogno, conclude l'esponente pentastellato, di un paese diverso. Lettera di minacce indirizzata a 3 consiglieri del comune di Siderno. La missiva, che contiene pesanti avvertimenti, è stata consegnata ai carabinieri che hanno avviato le indagini.
Gravi minacce a Giorgio Ruso, Maria Teresa Fragomeni, Partito Democratico, e Pietro Sgarlato, Forza Italia, consiglieri di minoranza a Siderno. Una lettera minatoria è stata recapitata proprio a Giorgio Ruso. In essa erano contenute gravi frasi di minaccia di morte. Nella lettera si faceva anche riferimento ai nomi di Maria Teresa Fragomeni, appunto, e di Pietro Sgarlato. Una situazione quindi complessa, quella della cittadina ionica, ulteriormente aggravata da questa tensione e da questa azione di destabilizzazione che qualcuno da tempo vuole mettere in atto. Certamente un momento storico molto difficile. Ruso ha subito denunciato l'episodio e informato i suoi colleghi di consiglio. Indagano i carabinieri e naturalmente per il momento tutto avviene sotto il coordinamento della Procura di Locri. Ove fossero altri gli elementi da considerare, il fascicolo potrebbe anche passare alla Procura distrettuale antimafia. Intanto scatta la solidarietà nei confronti dei 3 consiglieri comunali già nei giorni precedenti, perché la notizia non è relativa alla giornata di oggi. Alcuni dirigenti politici, in testa il sindaco, avevano espresso la propria vicinanza e oggi è il presidente del Consiglio Comunale di Siderno a intervenire. Parla di un attacco vigliacco. Nell'esprimere poi solidarietà ai 3 consiglieri, si augura che gli investigatori facciano al più presto luce su questo inquietante episodio. Ricordiamo per la cronaca che Ruso e Fragomeni sono già stati minacciati nei mesi scorsi. Sempre la solita strategia della tensione: a Giorgio Ruso è stata incendiata un'autovettura, a Maria Teresa Fragomeni è stata fatta pervenire una lettera con chiare minacce di morte. Ricercato da 6 anni, Gioacchino Bonarrigo è stato arrestato ad Amsterdam ed estradato in Italia. Oggi l'arrivo nell'aeroporto di Fiumicino. È atterrato all'aeroporto di Fiumicino nel primo pomeriggio Gioacchino Bonarrigo, 33enne reggino latitante da oltre 6 anni, elemento di spicco della cosca Bellocco di Gioia Tauro, operante nella provincia di Reggio Calabria con ramificazioni in Italia e all'estero. Bonarrigo, destinatario di mandato d'arresto europeo dall'aprile 2016, era di fatto irreperibile da luglio 2011, allorquando era evaso agli arresti domiciliari, cui era sottoposto, al fine di sottrarsi ad ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L'uomo, inoltre, è destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Palmi, dovendo scontare la pena di 2 anni e 19 giorni per reati di materia di armi e ricettazione. In particolare, da acquisizioni informative ottenute grazie alla stretta collaborazione instaurata con le forze di polizia olandesi e all'opera di raccordo assicurata dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, è emerso che il latitante, sotto false generalità, era solito muoversi in vari paesi della Comunità Europea, tra cui prevalentemente l'Olanda. Nel mese di settembre le forze di polizia lo hanno individuato in un centralissimo quartiere della capitale olandese, area ove il Bonarrigo aveva trovato rifugio, bloccato e arrestato. Oggi il trasferimento in Italia, dove resterà recluso a disposizione dell'autorità giudiziaria reggina che ha emesso i provvedimenti di custodia internazionali. Altri fatti, altre storie nei nostri 100 secondi di cronaca. Interdetto per bancarotta e peculato, continuava a dirigere in prima persona attività commerciali formalmente intestate a moglie e figlio. I finanzieri di Catanzaro hanno arrestato il posto ai domiciliari Giuseppe Cristaudo di Lamezia Terme, eseguendo il sequestro preventivo di 7 sue società. Oltre 17 kg di materiale pirotecnico illegale è stato sequestrato dalla polizia a Reggio Calabria, fra cui candele, bengala, micette, farfalle e fontane. A Siderno i poliziotti hanno trovato in un immobile rustico 9 batterie di 100 tubi e 18 scatoloni con all'interno petardi. Fuochi nascosti in mezzo ad altra merce, il proprietario dell'immobile è stato denunciato. Acquista smartphone online, ma è una truffa. 2 giovani di Reggio Calabria sono stati denunciati dai carabinieri. La Corte d'Appello di Catanzaro ha assolto perché il fatto non sussiste Angelo Raffaele, accusato di favoreggiamento nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta compravendita di voti alle elezioni comunali del capoluogo calabrese nel 2012. Perseguitava la sua ex e i familiari e quando lei lo ha denunciato ai carabinieri l'ha investita con l'auto. Per questo Salvatore Persampieri, di 58 anni, di Argusto, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri di Chiaravalle per stalking e lesioni personali.
titolare di un frantoio di Rossano è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Castrovillari per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi, realizzazione abusiva di una vasca su area vincolata e alterazione dello stato dei luoghi. L'attività è stata effettuata dai militari della stazione Carabinieri Forestale di Rossano. Dopo accurate indagini, i militari hanno posto sotto sequestro la vasca abusiva e individuato e denunciato il proprietario. Ancora cronaca, ancora arresti, andiamo però a Vibo Valentia. L'escalation nell'ultimo mese di furti in abitazioni di anziani che stavano destando preoccupazioni tra i cittadini di Filocaso ha convinto i carabinieri della compagnia di Vibo Valentia a dare una pronta risposta alla richiesta di maggiore sicurezza. E così i carabinieri del Norm di Vibo Valentia insieme ai militari della stazione di Maierato hanno proceduto al fermo di 3 persone di Acquaro ritenute gli autori di una tentata rapina avvenuta a Filocaso lo scorso 8 dicembre. I fermati sono i fratelli Francesco e Giuseppe Tarzia e Sandro Ganino. Ad incastrarli la vettura utilizzata per la tentata rapina, una Golf di colore scuro, vista sfrecciare in diverse occasioni per il centro del paese, è appartenuta ad un membro della banda. I 3, sulla base della ricostruzione investigativa, dopo essersi introdotti in un appartamento, sono stati scoperti da un parente della proprietaria che casualmente era di passaggio nei pressi della casa dell'anziana zia e, insospettito dalla porta di casa aperta, è entrato trovandosi di fronte ai membri della banda che lo hanno colpito violentemente al capo, dandosi poi alla fuga. I carabinieri durante le perquisizioni hanno trovato in casa del maggiore dei fratelli un piccolo arsenale non denunciato con 2 fucili e quasi 130 cartucce che sono state sequestrate. Il questore di Cosenza Giancarlo Conticchio ha voluto incontrare la stampa per inviare alla città i suoi auguri di Natale, ma fare anche un bilancio 2017. Il questore di Cosenza Giancarlo Conticchio ha incontrato la stampa per poter inviare alla popolazione di tutta la provincia i suoi auguri di Natale. Attorniato da una delegazione dei suoi collaboratori, Conticchio ha sottolineato che nel 2017 c'è stato un calo dei reati e un aumento della partecipazione attiva dei cittadini. Sì, c'è stato un netto calo di reati commessi, ma al tempo stesso c'è stato anche un aumento dei reati scoperti. Dimostra questo, dimostra che la polizia, lo Stato è presente. La presenza dello Stato impedisce che i reati vengano consumati. Dico sempre, e lo ripeto anche oggi, che nel momento in cui il reato è commesso lo Stato ha fallito. Noi puntiamo sulla prevenzione, ma non ci dimentichiamo che la repressione è fondamentale per arrivare alla conclusione dei reati. Io apprezzo e ringrazio i cittadini della provincia di Cosenza che hanno finalmente capito il ruolo che devono svolgere, cioè quello di partecipare attivamente nella sicurezza. La sicurezza non è soltanto un problema della Polizia di Stato, la sicurezza è un problema che riguarda tutti, quindi anche il piccolo studente di terza media può darci il suo contributo partecipando nella sicurezza. Il questore ha precisato che tutto è pronto per vivere in piena sicurezza anche l'evento della fine dell'anno. Saranno vietate le bottiglie di vetro per strada. Sarà vietata nella maniera più categorica la presenza di bottiglie in vetro, quindi Capodanno in piazza non lo festeggiamo con la bottiglia di spumante perché il vetro non sarà consentito, l'ingresso del vetro, sarà consentito l'ingresso di tante persone animate di buona volontà e di allegria. Infine dunque gli auguri ai cittadini e l'omaggio di simpatiche cartoline ai giornalisti. Permettetemi di fare gli auguri ai meno fortunati, che il Santo Natale possa in loro portare tanta serenità. Ce n'è bisogno in Cosenza, ce n'è bisogno in tutto il mondo, ma quello che a me conta è la tranquillità che il cittadino possa vivere serenamente. Ci uniamo agli auguri del questore, inaugurata intanto ieri sera con una grande festa la nuova piazza di Forma che farà, ha fatto sempre da cerniera tra il centro storico e la parte nuova della città. Era solo un incrocio stradale con molto traffico, adesso è un nuovo punto di incontro e di aggregazione. La nuova piazza Riforma nel cuore di Cosenza è stata inaugurata con una grande festa alla quale hanno partecipato anche i frati del Crocifisso e i commercianti della zona. Questa prima è sempre stata la zona della Riforma, ma non c'era la vera piazza Riforma, non esisteva una piazza, esisteva una strada piena di bitume con macchine
parcheggiate con un incrocio, oggi c'è questo luogo che fra l'altro riprende anche una identità che era però presente a Cosenza da più di 400 anni. La piazza pedonalizzata è realizzata in graniglia gettata in opera con l'aggiunta di aiuole verdi e panchine. I colori utilizzati sono tenui, molto delicati e raffinati, scelti per armonizzarsi con l'ambiente urbano circostante. Noi parliamo sempre di urbanità. Urbanità sono i luoghi che vengono restituiti alle persone nella città, la città che diventa sempre più lo spazio per le persone, non per le auto, per le macchine, lo spazio per gli incontri, per la socialità. Questa è la nostra idea di città, quello che stiamo portando avanti. Inaugureremo nei prossimi giorni anche altre piazze e quindi questo progetto, questa visione, che è quella ormai anche codificata in campo internazionale per quanto riguarda la progettazione sostenibile di città, noi qui a Cosenza la stiamo realizzando. E adesso entriamo nella magia del Natale con il saggio organizzato dalla scuola media de Coubertin di Rende. Si intitola Natale è musica, colori e magia della festa più amata da tutti, la manifestazione degli alunni della scuola secondaria di primo grado Pierre de Coubertin, che si è svolta presso l'auditorium parrocchia di Sant'Antonio a Rende, un saggio di canti e suoni a cui hanno partecipato gli alunni e il corpo docente per entrare nel vivo della magia delle feste. Abbiamo voluto far vedere il meglio di noi. Abbiamo voluto coinvolgere tutta la comunità scolastica, dagli alunni ai genitori, ai docenti, proprio per sottolineare questo momento forte. Un Natale che noi vogliamo riscoprire sia come Natale cristiano, cattolico, quindi ricordando la nascita di Gesù Bambino, ma anche come Natale inteso in senso laico, come unione fra i popoli. Ma il pensiero non è rivolto solo a parenti e amici, ma anche agli immigrati che ormai si sono perfettamente integrati nella nostra cultura, acquisendo le tradizioni del territorio. Le nostre coste, cercando di sfuggire a guerre, fame e morte certa, alla ricerca di una vita nuova, alla ricerca di una vita. Ma il Natale non è solo musica, luci e colori, ma anche solidarietà. Questa manifestazione di oggi, che il Natale è stata organizzata dai docenti della scuola media de Coubertin qui alla parrocchia di Sant'Antonio. In verità è già il terzo incontro, perché 2 sono già stati espletati a Zumpano, alla scuola dell'infanzia di Zumpano e alla scuola primaria, dove appunto sono stati organizzati 2 mercatini della solidarietà. Termineremo giorno 22 con la scuola Stancati, dove appunto è stato organizzato un altro mercatino della solidarietà, che è la seconda edizione, in quanto quella dell'anno scorso ha avuto molto successo. Ehi bambini della terra, siamo gli angeli, su, un piccolo pensiero, un pensiero per farci guarire se ci volete bene, per favore. Dopo le festività l'Istituto Comprensivo ha programmato delle giornate di incontri per far conoscere l'offerta formativa della scuola. Giorno 11 ci sarà l'Open Day della nostra scuola Stancati, proprio per far conoscere a tutto il territorio quello che si fa nella nostra scuola primaria, e giorno 13, sabato, invece ci sarà l'Open Day della scuola de Coubertin. E io invito tutti a venire e comunque colgo l'occasione per fare appunto rinnovare gli auguri a tutti e anche a Ten, che è sempre così vicina all'universo scuola. Prima del meteo una notizia che arriva dal Comune di Cosenza, perché si è dimesso da consigliere comunale Enzo Paolini, candidato a sindaco non eletto alle ultime amministrative. L'ambiguità della politica e le scorrettezze della campagna elettorale, dice, sono alla base delle sue dimissioni. Non mi riconosco nella politica rappresentata in questo consiglio comunale, ha scritto sul proprio profilo Facebook, né dalla maggioranza né tra i banchi dell'opposizione in cui qualcuno ha giocato una partita diversa dalla mia, venendo meno ai vincoli della lealtà. E adesso le previsioni del tempo per le prossime ore. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Oggi ancora molto freddo con qualche precipitazione sull'Alto Ionio. Domani generale miglioramento con graduale aumento delle temperature. Diamo quindi uno sguardo alle mappe in dettaglio. Domani sereno poco nuvoloso ovunque, temperature in aumento specie nei valori massimi.
Analizziamo ora lo stato di mari e venti. Domani mari ancora mossi o molto mossi, localmente è agitato lo Ionio, con venti moderati di Grecale. Per ulteriori informazioni consultate il sito www.meteoincalabria.it. È tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento a domani. TG che finisce qui, grazie per averci seguito, l'informazione torna nelle prossime edizioni, arrivederci, buona serata.